Pronti? Partito il Tessè. Ripeto, gioco la treccia, scusate, gioco molto complesso dove 6 persone, 3 uomini e 3 donne, devono strecciare 120 nodi distribuiti su 3 corde lunghe 12 metri. Vediamo Elia, Alessandro, Nicola Baseggio, Samuele, non vedo qui la Marcareccio, vedo Roy in fondo, vedo il ragazzo nuovo del centro, vedo Biasetto e tutti che vanno velocissimi. Vedremo cosa succede. Ho sentito, spero sia stato uno scoppio di un palloncino. Mi raccomando, giudici e fotografi, spazio. Quando è il momento, proprio spazio. Bisogna star fuori. E qui non si capisce, per cui io chiedo al pubblico di cominciare ad andare a caricare con l'entusiasmo, l'applauso, l'incitamento a questi magnifici 50 ragazzi dei colori bellissimi del nostro palio, del nostro comune, che stanno dando ancora una volta una dimostrazione che si diverte anche gareggiando e che meritano fino in fondo il nostro applauso, il nostro entusiasmo. Grandissimi, un grande applauso. Bisogna capire com'è. Attenzione, Qualcuno sta per finire. Che ho spazio, Giudici, occhio capitani, che qualcuno sta per finire. Occhio a un paio di contrade. Attenzione, Occhio, ci siamo. Vediamo perché ci sono più di qualche secolo, C'è qualcuno che è andato molto forte. Meritano veramente tutti, anche chi sta ancora lavorando, quindi diamogli l'applauso a Baruchena e Marcareccio. Avanti, un bel applauso. Un bel applauso a tutti ragazzi, se lo merita il primo e anche il secondo e anche il terzo, anche il quarto e anche il quinto e anche il sesto e anche il settimo e anche l'ottavo che fra un po' chiude e meritano solo tanti applausi. Avanti, diamo una mano a Marcareccio con l'applauso, diamo una mano vera avanti a Marcareccio che si merita l'applauso come tutti gli altri.